Buongiorno, buongiorno amici, ragioniamoci sopra, Giuliano Zulin con voi, Radio Libertà come sempre. Parliamo dei nostri temi più cari, i temi che hanno fondato anche questa radio negli anni, e sono quelli del federalismo, dell'autonomia, del regionalismo, delle riforme soprattutto, perché ricordiamolo che diciamo uno dei capisaldi di un certo movimento extrapartitico, diciamo, soprattutto nato al nord, ma che si è, come dire, allargato anche ad altri territori, è proprio quello legato alla voglia di riformare questo paese ingessato dalla burocrazia e da un centralismo asfissiante che non vede i problemi della gente. Per andare incontro anche a queste necessità sempre più impellenti, perché adesso noi abbiamo a che fare con uno Stato centrale romano, centrico, e uno super Stato Bruxelles centrico, che impongono norme, direttive, regolamenti che si adagiano sopra altre norme, leggi costituzionali, decreti legge, sentenze che poi alla fine quasi spingono a essere trasformati in legge. Insomma, un qualcosa che diventa il famoso Leviatano, il mostro, no? Raccontato da Hobbes ancora secoli fa. E quindi diciamo che l'unica arma che possiamo fare è provare a cambiare qualcosa. Allora, visto che l'autonomia sembra una roba che noi però non vogliamo mai, chiaramente, però sembra una roba impossibile, o comunque, faccio questa parentesi, la settimana scorsa l'ufficio parlamentare di bilancio, che è un'autority indipendente, è stata audita presso una commissione proprio sul tema dell'autonomia, e in poche parole l'UPB, detto così in maniera classica, l'UPB ha detto effettivamente questa riforma non comporta una maggiore spesa per lo Stato, ma non comporta, dice l'UPB, una minore spesa. Allora, a parte che chiaramente adesso siamo ancora molto lontani poi dall'attuazione, per cui non è che ci sono scritte le norme precise, perfette, regolamenti alla lettera, nel dettaglio, per cui adesso chiaramente è un qualcosa di, non dico astratto, ma molto generico. Già il fatto però che non comporta un aumento di spesa e quindi non va a togliere, tra l'altro l'UPB una cosa importante che dice, cioè, o meglio che non dice, è che c'è un taglio delle risorse a chi invece non vuole l'autonomia. Si parla molto nell'analisi che fa l'ufficio parlamentare di bilancio che sulla sanità è tutto da vedere, diciamo, l'effetto. Per quanto riguarda la previdenza complementare ci sono degli aspetti positivi, ma anche ci sono degli aspetti, diciamo, che vengono criticati onestamente, perché si dice che appunto può essere che ci sia un qualche rallentamento poi negli investimenti della previdenza complementare con l'inserimento di figure regionali o della voce della regione all'interno di un fondo, e sono tutte critiche da accettare e da analizzare per ovviamente migliorare poi il testo finale, immagino io, ma nello stesso tempo, come dicevo, non c'è una critica nei confronti, cioè non c'è una critica che sposa, diciamo, le famose tesi del centro-sinistra del campo largo quando dicono l'autonomia differenziata crea cittadini di serie A e di serie B e allarga le differenze tra i cittadini, diciamo, del sud con quelli del nord. Non c'è questa critica, proprio perché, come diciamo sempre noi, l'autonomia non è togliere i soldi a qualcuno, ma lasciare i soldi a chi vuole spenderli perché pensa di spenderli meglio per i propri cittadini. E questa è una cosa, come dire, che va sottolineata, ovviamente non è stata sottolineata da nessuno, più o meno perché poi abbiamo visto che dopo addirittura l'audizione dell'UPB, il PD ne ha fatti di tutti i colori. Boccia, il capogruppo al Senato, ha detto adesso devono venire qui a parlare il ministro Schillaci in audizione, poi deve venire a parlare Musumeci, che siccome è anche una delle materie, diciamo, che andrebbero trasferite secondo gli accordi siglati da Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte con il ministro Calderoli,
accordi che dovrebbero essere approvati in queste ore, in questi giorni dal Parlamento, per poi ovviamente essere riratificati dal governo e poi andare pian piano verso la conclusione. Ecco, vogliono appunto anche sentire, il PD vuole appunto che venga udito Schillaci e Musumeci sul tema sanità e protezione civile. Vabbè, sentiamoli, ci mancherebbe altro, cioè, a parte che il PD lo fa solo per far perdere tempo e non certo perché gliene frega di sentire cosa dicono Schillaci o Musumeci, per carità. Però, voglio dire, se vanno sentiti, sentiamo anche loro, tanto abbiamo perso tipo decenni. Il PD ha fatto perdere 25 anni l'Italia non attuando la riforma della Costituzione che il PD stesso all'epoca era l'Ulivo, come si chiamava, PDS, non lo so, aveva voluto nel 2001, tra l'altro riforma confermata, diciamo sempre noi qui a Ragioniamoci Sopra, lo ricordiamo sempre dal voto degli italiani, soprattutto spinti a votare sì alla conferma della riforma costituzionale dal centro-sinistra, sempre precisiamolo, e diciamo appunto si va avanti, no, su questa riforma qua, ma parallelamente, e chiudo questa infinita parentesi che però diciamo era un po' di attualità, parallelamente si sta muovendo anche qualcosa proprio all'interno anche del mondo della sinistra verso una forma nuova, chiamiamola di autonomia. Non lo so, chiamiamola lobby del territorio, chiamiamola accordo fra i territori, chiamiamola come vogliamo, cioè nel senso, però qualcosa si sta muovendo e non solo a livello politico. E vado subito a spiegare che appunto il 30 giugno c'è stata una riunione a Milano su iniziativa della Regione Lombardia tra i 5 assessori dello sviluppo economico di 5 regioni che insistono più o meno nella zona del Po o comunque del nord, e parlo di Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, che non è proprio legata al Po, però insomma in qualche maniera ci avvicina, ed Emilia Romagna. 4 regioni guidate dal centrodestra, 2 con il presidente della Lega, ovvero Veneto e Lombardia, una col presidente di Forza Italia, Cirio, e una con Bucci, la Liguria, che diciamo è, chiamiamolo un civico, comunque insomma è di centrodestra dopo il mandato a Genova. E in più c'era l'assessore allo sviluppo economico della regione Emilia Romagna, Colla, si chiama Colla di cognome, espressione storicamente Colla, perché non è uno che ha 22 anni, di un certo mondo che veniva all'epoca magari da un mondo che conosciamo tutti, quello del ex Partito Comunista, poi PDS, DS, PD, poi la fusione con la Margherita, insomma vari movimenti fino a creare quello che noi conosciamo come Partito Democratico. Ecco, il presidente della regione Emilia Romagna è l'esponente del PD, Michele De Pascale, ex sindaco di Ravenna e presidente della provincia di Ravenna. Ora, se anche un esponente del PD partecipa a questa riunione, che non era una riunione soltanto per dirsi ciao, ma era una riunione che, come dire, inizi per creare un qualcosa che per creare un percorso che si come dire, svilupperà in una maniera abbastanza soft, chiaramente, ovvero cabina di regia fra queste istituzioni, fra questi 5 assessorati allo sviluppo economico, quindi comunque parliamo di 5 regioni che rappresentano oltre metà del PIL, col tipo 1200 miliardi, per chi non sa cosa voglia dire più di metà del PIL. 1200 miliardi di assessori allo sviluppo economico, quindi che hanno in mano la macchina, diciamo che conoscono a menadito la macchina economica, imprenditoriale del proprio territorio. Imprese che hanno bisogno di risposte, soprattutto l'industria, ma c'è anche il tema del credito, visto che c'è un grande risico e nel risico, quando c'è il risico, le fusioni, vuol dire che i gruppi diventano meno e vuol dire che forse si aprono degli spazi di mercato per altri soggetti che vogliono intervenire. Ma poi c'è tutto il tema del regolamento europeo,
che, diciamola tutta, a livello mediatico noi adesso magari siamo pensati a possiamo pensare che magari il divieto delle di vendita di nuove auto a benzina e diesel dal 2035 sia passato, però non è proprio così. E poi ci sono tutte le regole tipo l'ETS, che questi sono questi certificati green che devi comprare, perché se in teoria tu inquini, quindi per stare sul mercato devi pagare una tassa, di fatto, chiamiamola così, che l'Italia vorrebbe si modificasse chiaramente, ma per ora non viene modificata e non c'è una maggioranza nel Consiglio europeo, nel Parlamento europeo che voglia, e nella Commissione europea tanto che meno, che punti a modificarlo, se non in maniera, come dire, lieve. Poi c'è il CIBAM, che è questa tassa sui prodotti importati, perché siccome vengono importati prodotti inquinanti, secondo magari la Commissione europea, e quindi ti tassi. Ecco, tutte queste, cito le principali, ma tutte queste come dire, balzelli, normative, regolamenti. Adesso pensate, per esempio, lo dico, sembra una roba tecnica, si chiama regolamento metano. Allora, a parte che bisogna precisare che le direttive poi devono essere recepite dagli stati, i regolamenti entrano immediatamente in vigore all'interno dei singoli stati. Ecco, il regolamento metano, che quindi entrerebbe in vigore nel caso in cui passasse, prevede delle maxi tasse sul gas e il petrolio importato in nome del green. Mi spiego. Adesso chi chiaramente produce, estrae gas, ormai praticamente poca gente ormai in Europa, petrolio in Europa, chiaramente deve rispettare una serie di norme green a livello lavorativo, estrattivo e tutto quanto. E quindi chiaramente per questo anche noi siamo diventati un continente che importa in maniera incredibile, no? Gas e petrolio. Importazioni che poi cosa comportano? Aumenti di costi, perché poi quando succede una guerra, vedi Iran, ma vedi poi il casino che era successo un anno e mezzo fa presso lo stretto di Bab el Mandeb, quello che di fatto è la porta d'ingresso da sud del Mar Rosso, che poi arriva al canale di Suez, quindi nel Mediterraneo, hanno portato aumenti di costi. C'è stato 2 o 3 mesi fa, addirittura si è pensato anche di rimanere senza il jet fuel, cioè il carburante per gli aerei, perché appunto anche lì la raffinazione dove viene fatta? Sempre meno in Europa in nome del green, e viene fatta nei paesi arabi o negli Stati Uniti. Al risultato finale noi importiamo gas e petrolio, solo che se il regolamento green dice che il gas e il petrolio che importo devono rispettare le norme green che le aziende appunto seguono per quanto riguarda la lavorazione degli idrocarburi in Europa, vuol dire che devi pagare di più. Però se paghi di più può anche essere che ci sia qualcuno che non ce la faccia, e può anche essere che sia a rischio metà dell'importazione, non lo dico io, lo dicono degli studi come dire, autorevoli che sono stati fatti. Addirittura si parla di addirittura a rischio l'80% del gas e più o meno del petrolio. Poi non sarà a rischio, per carità, ma nello stesso tempo costerà molto di più. Si parla addirittura, sempre da questi studi presentati dal Parlamento europeo per criticare questo regolamento, si parla di un 20 centesimi in più o meno per la benzina, che in teoria dovrebbe entrare in vigore l'anno prossimo, questo regolamento metano. Magari non entrerà in vigore, magari sarà spostato più avanti, però incombe. Ora, pensiamo solo per l'Italia quanto vale, quanto varrebbe, che impatto avrebbe, al di là delle famiglie, ci mancherebbe. Pensiamo che impatto avrebbe per le imprese, e praticamente diventerebbero sempre meno competitive rispetto al contesto internazionale. Ecco, ho citato alcuni punti per dire che queste 5 regioni, gli assessori di queste 5 regioni, ripeto, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, si sono trovati e hanno detto: ragazzi, qua dobbiamo creare una specie di associazione, club, lega, non so, ognuno la chiamerà come vuole, non so, prenderà un nome forse in futuro, però dobbiamo farci sentire, fare delle proposte noi per salvare il nostro tessuto produttivo, che vuol dire famiglie, imprenditori, PIL, benessere, e soprattutto non tornare indietro, non
rovinare quello che hanno costruito con fatica, sacrifici i nostri nonni, i nostri papà, e per arrivare a quello che siamo ora adesso, che insomma parliamo che il nord Italia è, diciamo, una delle regioni più produttive a livello non europeo, mondiale. Quindi questi 5 assessori, ripeto, su iniziativa della Regione Lombardia dell'assessore Guido Guidesi, di fatto stanno dicendo non si può più proseguire così con queste ricette centralistiche sia da Roma che da Bruxelles. Faremo delle proposte che si spera vengano ascoltate, visto che parla mezzo PIL italiano, cioè non è che parla l'ultimo che passa per la strada. Ora, la roba che a me mi ha colpito, appunto, il fatto, come dicevo, che c'è anche un esponente del PD, per cui non è più una roba come dire, di centrodestra, ma è una roba di tutti, come diciamo sempre noi qui a Ragioniamoci Sopra, l'autonomia, il federalismo, il regionalismo, un'Europa delle regioni non è una battaglia, non deve essere una battaglia della Lega, di un partito del centrodestra, deve essere una battaglia di tutti, perché è per il bene di tutti. Ebbene, questa fatalità, queste 5 regioni erano state nominate nel 1975, qua ne abbiamo parlato anche qualche volta a Ragioniamoci Sopra, da Guido Fanti. Guido Fanti è stato sindaco di Bologna, comunista, è stato sindaco di Bologna per anni, negli anni 60, poi quando nacque la regione Emilia-Romagna, quando nacquero le regioni, divenne presidente della regione Emilia-Romagna, quindi dal 1970 e poi. Nel 1975 fece un'intervista alla Stampa che passò un po', tra virgolette, alla storia. Ovviamente è dimenticato, sepolto Guido Fanti, anche se poi ci sono sale consigliari dedicate a Guido Fanti a Bologna, in regione. E Guido Fanti aveva detto che bisognerebbe creare una sorta di Lega del Po, che mette insieme queste 5 regioni, ovvero Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, che si faccia sentire a Roma e anche in Europa, perché lui parlava addirittura di creare una regione europea. Guido Fanti poi tra l'altro è stato anche europarlamentare, poi alla fine della sua carriera, poi è morto nel 2012 a 87 anni. È incredibile che le idee che adesso, come dire, 50 anni dopo vengono portate avanti, tra l'altro su iniziativa appunto dell'assessore leghista Guido Guidesi, sono le stesse che aveva portato avanti Guido Fanti nel 75. Poi all'epoca, diciamo, erano anni particolari, c'era un'inflazione forte, c'era un tema produttivo forte, gli shock petroliferi, poi anche all'epoca. Poi ci fu la stagione del terrorismo e Berlinguer scelse una via chiaramente diversa, ma soprattutto Guido Fanti non fu mai tanto considerata all'interno del PC questa sua idea, però non era proprio, ripeto, un passante. Guido Fanti era uno dei leader del PC all'interno di una delle regioni leader, forse la regione leader del Partito Comunista Italiano in Italia da sempre. E appunto fa pensare che la stessa idea di Guido Fanti è la stessa idea di Guidesi adesso, tra l'altro sposata appunto da altri colleghi assessori, compreso un assessore del PD della stessa Emilia Romagna di Guido Fanti. Questo per dire cosa? Questo per dire, come diciamo sempre noi, riallacciandomi anche alle critiche del PD che dicevo proprio all'inizio puntata contro l'autonomia, contro tutto. Cioè, bisogna tirarsi via dalla casacca dei partiti certe volte e pensare veramente a cosa serve la gente. Cioè, se le imprese hanno bisogno di risposte, a chi le chiedono? A Roma? Chi va a Roma a parlare? Sì, deve essere amico del ministro, però, insomma, per avere delle risposte, però insomma, non è che tutti possono essere amici di un ministro. Vai a Bruxelles a parlare con chi? Perché non si sa chi comanda a Bruxelles. Parlamento poco, Commissione europea insomma, Consiglio europeo abbastanza, ma sono 27 governi, figurarsi. Serve un club, chiamiamolo un gruppo di pressione, una lega, un'associazione, che faccia pressione, faccia sentire in virtù della sua forza economica, 1200 miliardi di PIL,
generati da 5 regioni italiane, faccia pressione affinché vengano date risposte a imprese e quindi a famiglie che vivono in quel determinato territorio per continuare a essere competitivo, per continuare a far crescere il PIL. Far crescere il PIL vuol dire pagare le tasse, pagare poi in seconda battuta la sanità, le pensioni e tutti i servizi che offre lo Stato. Se invece andare avanti andiamo indietro, cioè se il PIL invece di fare più 1 fa più 0,1, voi capite bene che allora il deficit PIL diventa importante, il debito PIL peggiora, non hai più soldi per fare niente e quindi, come dire, ti leghi le mani da solo. Se invece fai crescere il PIL, il deficit PIL diventa meno pericoloso, il debito PIL più sopportabile, più sostenibile e hai magari delle risorse per fare delle manovre espansive per aiutare proprio le imprese o i pensionati o chi ha un reddito basso, insomma quello che si può fare per migliorare chiaramente la situazione economica e sociale delle persone. Se non andiamo in questa direzione, se non facciamo crescere il PIL, e il PIL lo può far crescere solo uno che conosce bene il territorio, perché sa quali sono i tasti da suonare, non certo uno che abita a Roma, nel senso non perché sia un cretino, ma perché giustamente guardare migliaia di chilometri, quindi non può avere la sensibilità in determinato territorio. Idem, soprattutto figurarsi uno che abita a Bruxelles che non sa neanche dov'è, che ne so, la provincia di Bergamo, per fare un esempio, ma la provincia di Bergamo è una delle roccaforti del PIL italiano, per dire. Questo appunto, per quello dico che stiamo proseguendo verso una strada che è positiva, perché si sta muovendo anche qualcosa a livello politico e non solo appunto a livello di un singolo partito. Sono le stesse idee di 50 anni fa, visto che le abbiamo riprese in mano, speriamo che non vengano buttate a mare come era successo 50 anni fa solo per questioni politiche. Forse è la volta buona, noi ci crediamo sempre, noi crediamo sempre nei nostri ideali, ma non tanto perché è un ideale così campato in aria, ma perché è una roba pragmatica, pratica e soprattutto che porta benefici alle persone, alle imprese. Vi auguro una buona settimana, come sempre, da Giuliano Zulin, qui Ragioniamoci Sopra, Radio Libertà. Un augurio di una buona giornata, ci sentiamo la prossima settimana e come sempre buona autonomia a tutti. Ciao!